E dunque sono partite le protagoniste di una prima serie davvero interessante. In corsia 1 Claudia Rigo Gabbiano, in 2 Ludovica Lugli per il Padova Nuoto, in corsia numero 3 Ludovica Zarpellon per i colori del team Veneto. Zarpellon classe 2001, che ricordiamo è stata bronzo ai giovanili 2015. Al suo fianco invece è stata in Coppa Komen con la nazionale giovanile nel 2014 campionessa italiana di categoria in carica degli 800 stile libero, bronzo nei 400. In carriera è stata campionessa italiana anche ai giovanili dei 200, 400 e 800 stile libero, Vittoria Grotto, Veneto Banca Montebelluna. Al suo fianco, compagna di squadra del Veneto Banca Montebelluna, argento ai criteri di Riccione negli 800 stile libero, Vittoria Tomietto. In corsia numero 6 Silvia Moretto Gabbiano, in 7 Giulia Grasso Padova Nuoto. E ritroviamo in 8 la campionessa italiana giovanile e di categoria dei 200 d'orso, già nazionale giovanile, Giulia Rebusco. Siamo alle premiazioni, ci auguriamo sia arrivata la Gusperti, andiamo a celebrare. E allora i 50 farfalla femminili junior, terza per la Leosport Emma Aver, seconda e argento per l'Antares Beatrice Sartori. E prima è medaglia d'oro in 1.03.24 per i nuotatori trentini, Sara Gusperti. A metà gara 2.06.59 Grotto su Grasso e Zarpellon, virtualmente in quarta posizione la Cielo dalla serie numero 2 con la Grotto ancora al comando. Dei 50 farfalla junior, terzo Niccolò Scaldaferro Team Veneto, secondo Gabriel Saliu Milano e primo in 25.81 per la Leosport Andrea Testolin. Il tocco 4.17.18 Vittoria Grotto, che insieme alla vittoria si prende anche il nuovo primato della manifestazione. Giulia Grasso 4.19.77 4.22.80 per Silvia Moretti, che chiude alla terza posizione davanti alla Zarpellon. E dunque vittoria, il nuovo primato del meeting, Vittoria Grotto, Veneto Banca Montebelluna.